Lunedì 1 giugno, San Giustino. È il 153esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 213 al termine. Il sole sorge alle 5:25 e tramonta alle 20:52. La luna si leva alle 15:32 e tramonta alle 3:05. Scoppia un grave incendio in Barbaria delle Tole. Esso arriva fino alle fondamenta nuove, causando notevolissimi danni. Le previsioni per domani. Tempo in prevalenza soleggiato al mattino. Dalle ore centrali sarà in aumento la nuvolosità, con cumuli specie sui rilievi e possibilità di qualche locale rovescio o temporale sulle zone montane e pedemontane specie orientali. Temperature in generale aumento, specie le minime. Una gigantesca cascata di stalattiti che si intrecciano in un bizzarro gioco di forme e colori. Le grotte di Oliero sono un macroscopico e straordinario fenomeno carsico legato alle sorgenti dell'Oliero, il secondo fiume più corto d'Europa. La loro origine risale all'ultima glaciazione, quando la pressione esercitata dai ghiacciai allora presenti sull'altopiano di Asiago incise la roccia calcarea creando estese depressioni. L'acqua piovana, raccolta nelle doline, iniziò la propria discesa in profondità, scavando un passaggio tra le faglie della roccia fino a confluire nelle sorgenti del fiume. Il nostro viaggio inizia da qui, dalle rocce che quasi sfiorano lo sguardo del visitatore, illuminato da alcuni punti luce che riescono a penetrare. Il lavoro del tempo ha creato in questi luoghi capolavori di intensa e incomparabile bellezza, stalattiti e stalagmiti, ora enormi, ora piccole e sinuose. 4 grotte, dalle 2 più in basso scaturisce il fiume, mentre i 2 covoli superiori, antichi sbocchi delle medesime sorgenti, sono ora asciutti. Il covolo degli Assassini, chiamato anche Grotta degli Ezzelini, per i reperti e le tracce di fortificazione che questo luogo ha ospitato, il covol dei Soree, il covol dei Vecci e il covol dei Siori. Da quest'ultima sgorga l'Oliero, la più affascinante, profonda e misteriosa. La grotta visitabile fu scoperta proprio dal Parolini nel 1822 e da qui ha preso il suo nome. Vi si accede percorrendo il sentiero natura fino alla conca che divide le 2 grotte principali. Una breve navigazione e poi la grotta è percorribile anche a piedi fino alla sala della colata e poi in una minuta nicchia troviamo il volto della strega, una conformazione rocciosa che assume l'aspetto del profilo di una donna dal naso aquilino simile a quello di una strega. Si racconta che anticamente un uomo per liberarsi della moglie la condusse qui per poi abbandonarla a se stessa e da allora la giovane è diventata parte integrante della grotta. La sorgente dell'Oliero ospita nelle sue acque anche un raro fossile vivente, il proteo, un anfibio trolobio presente solo nelle cavità del Carso triestino e sloveno. Il Parolini ne portò qui alcuni esemplari per verificare se esso potesse davvero ambientarsi e svilupparsi anche nella sua grotta. Fu perso di vista e non se ne seppe più nulla fino a quando fu avvistato da alcuni speleosub nel 1964, segno evidente che l'esperimento era riuscito.